Si è concluso con una grande partecipazione il primo congresso provinciale della UIL Funzione Pubblica di Agrigento, che ha eletto i nuovi organi dirigenti e statutari, consiglio esecutivo territoriali, sancendo così l'unificazione tra UIL FPL e UIL PA in una struttura più forte per tutelare i lavoratori della pubblica amministrazione e dei servizi locali. Luigi Danile è il nuovo segretario generale, eletto per guidare il territorio nella provincia di Agrigento, la nuova federazione UIL Funzione Pubblica, funzioni centrali, sanità, regione siciliana, funzioni locali, terzo settore, enti e casse previdenziali. Fabrizio Danile è affiancato da Alfonso Bonaccolta regionali, Calogero Speziale pubblica amministrazione, Renato Volpe funzione locale, Michele Arcuri sanità, tesoriere Salvatore Cottone, dipartimenti, funzioni centrali Giuseppe Monreale, funzioni locali Antonio Quagliata, per la sanità Denise Spallino, per il terzo settore Vincenzo Pedalino, per gli enti e le casse Annalisa Lala. Eletti anche i responsabili territoriali dei servizi ratificati, i responsabili territoriali del GAO Sanità Giuseppe Gentile, dirigenza sanitaria Angelo Boschetti, coordinamento infermieri Rita Di Bella. Nel suo intervento conclusivo Danile ha voluto sottolineare la volontà della UIL FP Funzione Pubblica di Agrigento di continuare a essere un punto di riferimento per i lavoratori, promuovendo il dialogo sociale, la contrattazione e la valorizzazione del lavoro pubblico come leva di crescita per il territorio. Danile chiuse i lavori ribadendo il ruolo della UIL FP Funzione Pubblica, dialogo sindacale, contrattazione e rinnovi, progressioni verticali, stagione concorsuale, turnover del personale, welfare, smart working e benessere lavorativo per la valorizzazione del lavoro pubblico contro ogni forma di precariato per il territorio.